tantissime risorse in vista del digitale, verrebbero danneggiati anche migliaia di italiani che preferiscono un'informazione legata a filo doppio con il territorio e con la gente a quella spesso indifferente, faziosa e paludata dei telegiornali nazionali, per non parlare poi delle programmazioni che registrano un fortissimo aumento degli ascolti. Tutto questo lo ripetiamo in violazione di una legge varata per garantire il pluralismo, uno scippo scandaloso a danno del nord-est anche grazie a un occhio di riguardo per Croazia e Slovenia che potranno così invadere a loro volta il nostro territorio togliendo voce e spazio alle televisioni venete e friulane. Uno scippo che ha determinato una inedita alleanza tra i principali editori televisivi del nord-est, tra i quali ovviamente c'è Rete Veneta. Decisi, costi quel che costi, a non farsi prendere per i fondelli e a evitare illegittimi sabotaggi da parte di quanti credono di poter calpestare non solo i diritti delle emittenti locali, ma quelli di un'intera comunità. Da oggi quindi sarà una battaglia durissima con tanto di ricorsi al TAR del Lazio e iniziative in tutte le sedi, non per prevaricare come fanno altri, ma per difendere quel che alle televisioni locali di Veneto e Friuli spetta per diritto. Convinti come siamo di rendere un servizio utile e apprezzato da chi ci segue ormai da anni, siamo sicuri che avremo voi telespettatori al nostro fianco. Grazie, contiamo proprio sul vostro sostegno e ora, come sempre, la nostra informazione. Buonasera dunque da TG Bassano.